troviamo a Lucca, nel Salone degli Specchi del Comune di Lucca, dove tra poco inizierà la conferenza stampa di presentazione dei campionati italiani riservati alle donne esordienti e donne allieve, con l'organizzazione del GS Capannori, che andranno in scena il 6 di luglio prossimo. Brunello Fanini, che a Lucca, dicevo prima, rappresenta il ciclismo femminile, è il punto di riferimento. Una bella gara, quella che organizza il GS Capannori, e credo un appuntamento importante per mettere in risalto il ciclismo femminile a Lucca. Bravi, bravi GS Capannori, bravo Gabriele, bravo Daniele, perché insomma è una manifestazione, anche pur giovanile che sia, una manifestazione importante, perché è un titolo di campionato italiano, quindi Lucca sarà coinvolta con migliaia e migliaia di persone, e quindi una manifestazione che va tenuto di conto, bella, quindi sono nati da poco, da 3 o 4 anni. Io ho sempre, diciamo, collaborato con loro, vorrei addirittura fare di più, però ho il mio Giro della Toscana che mi impegna tanto, però non si sa mai, vediamo. Sono ragazzi giovani, quindi gli devo dire solo bravissimi per questa bella manifestazione. Claudio Mancini, in rappresentanza dei supermercati MD, main sponsor di questi campionati italiani, una bellissima manifestazione si annuncia a Lucca per il ciclismo femminile. Sì, assolutamente, non è il primo anno che partecipiamo, quindi sappiamo di cosa si tratta, è veramente un orgoglio, un onore essere sponsor e quindi sostenere questo genere di attività, e siamo molto felici di questo. Dobbiamo dire che Supermercati MD in questi anni è stata molto vicina al GS Capannori, e anche la crescita di questa società è anche merito sicuramente di Supermercati MD. Di questo vi ringrazio, noi ci teniamo tanto al rapporto con la parte sociale proprio del territorio dove operiamo, quindi abbiamo 7 punti vendita in Toscana, nelle province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e Firenze. Cerchiamo di fare il possibile per far sentire la nostra vicinanza appunto al territorio dove risiediamo. Fabio Barzanti, assessore allo sport del Comune di Lucca, Lucca che nel 2024 è sicuramente al centro del mondo del ciclismo. Sì, diciamo che possiamo dirlo, possiamo dire che il 2024 per Lucca sarà un anno che verrà ricordato per quanto riguarda il ciclismo, perché ovviamente è stato l'anno dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia, e non contenti, non contente le associazioni che animano il ciclismo a Lucca hanno voluto fare i campionati italiani, sono venuti da noi qualche mese fa, abbiamo da subito aderito a questa cosa, abbiamo sostenuta, e quindi un plauso a GS Capannori e alla Federazione Ciclistica che hanno insieme organizzato questi campionati italiani, che ovviamente danno un lustro ancora maggiore a quest'anno. Vedere la maglia tricolore insomma essere assegnata a Lucca per il femminile, con 3 categorie molto importanti, con un epicentro al Palazzetto dello Sport e un percorso bellissimo che si sviluppa sulle colline Monte San Quirico, Sant'Alessio, quindi che dire, veramente il suggello di un anno che tra l'altro vede anche tante iniziative, come sappiamo, sul ciclismo, quindi siamo contenti perché vuol dire che il ciclismo qui gode di buona salute e può migliorare ancora di più. Pierluigi Castellani, presidente del Comitato Provinciale di Lucca, Lucca che quest'anno ospiterà i campionati italiani a livello giovanile, sia per quello che riguarda il femminile qui a Lucca, sia a Marginone per quello che riguarda il maschile. Quindi veramente un appuntamento storico per la nostra provincia. Sì, direi una cosa unica, un appuntamento che non potevamo rinunciare. Quando poi Saverio mi chiamò, mi disse: riesci a individuare 2 società in provincia che potremmo prendere tutti i campionati nazionali, sia femminili che maschili, giovanili. Io dissi: questa è una cosa ottima, interessante, e ho convocato le 2 società che adesso stanno facendo un grossissimo lavoro, che è il GS Capannori e l'Unione Ciclistica di Marginone. È una cosa irripetibile, unica, giustamente come dicevi te, perché era tanti anni che non capitava un'occasione del genere, visto che poi quest'anno è stato un anno molto particolare, che abbiamo avuto il Giro d'Italia che ci fa un pochettino da volano, un po' da traino, e quindi noi abbiamo subito sfruttato questa cosa
e in provincia diciamo che per noi è un motivo di orgoglio di portare avanti questi campionati italiani, sperando che poi anche in futuro si riesca poi a recuperare qualcosa. C'è già nell'area altre indicazioni, però diciamo, vediamo con il tempo quello che succederà. Saverio Metti, presidente del Comitato regionale toscano, in questi giorni con tutti i campionati italiani che si svolgono in Toscana, veramente impegnatissimo, ma è il coronamento di tanti mesi di lavoro. È un anno di lavoro, praticamente ormai è un anno si parla di questa Toscana tricolore, partendo da lontano con la regione toscana, poi successivamente abbiamo aggiunto, perché il progetto iniziale era solamente della settimana tricolore, però visto che era disponibile anche queste date, diciamo, degli allievi maschi e femmine, abbiamo voluto aggiungere anche queste. Voglio ringraziare la disponibilità del GS Capannori, perché bisogna essere anche un po' matti per buttarsi in questi progetti così, però l'ambizione fa parte di tutti noi e fa parte anche della crescita delle società e del movimento, quindi io sono molto contento, voglio ringraziarli tutti perché è un gruppo di lavoro che altrimenti non sarebbe potuto essere possibile. Voglio ringraziare il Comune di Lucca perché ultimamente, negli ultimi anni, insomma, si è impegnato molto sul ciclismo facendo varie manifestazioni, varie attività. L'ultima è il Giro d'Italia, che è stato bellissimo perché sia per la location sia per tutto quello che ci è girato intorno. Ora arriviamo a questa occasione, questo appuntamento importante, perché il ciclismo femminile chiaramente per l'Italia rappresenta un fiore all'occhiello, perché se andiamo a vedere le medaglie olimpiche, se andiamo a vedere campionesse italiane, campionesse anche europee, insomma le abbiamo avute un po' tutte. E quindi bisogna partire dal basso per cercare di riportare e di ricostruire sempre delle atlete di altissimo livello. Quindi il campionato italiano esordienti donne primo e secondo anno e allieve donne è quello che rappresenta il nostro futuro e credo che rappresenterà anche una bella emozione per loro e per noi vederle correre in un contesto come Lucca, che è una delle città più belle della Toscana. Chiaramente bisogna ringraziare tutte le amministrazioni, tutte le componenti, polizia stradale, vigili urbani. Tu lo sai che insomma, per andare in fondo bisogna andare a mettere a posto tutto quello che sono anche aspetti non prettamente sportivi. Voglio ringraziarli perché hanno dato la disponibilità a tutti al 100%. Quindi non ci resta altro che arrivare al 6 di luglio e sperare, perché io ho sempre detto fin da quando sono arrivato faccio il tifo per tutti, ma in particolare per le ragazze toscane speriamo di fare una bella figura. Daniele Nesti, vicepresidente del GS Capannori, ormai siamo alle porte con Sassi, però mi sembra che tutto proceda nel modo migliore. Sì, diciamo che ormai siamo alle battute finali a livello organizzativo, stiamo mettendo insieme gli ultimi dettagli con le amministrazioni locali e con tutti gli enti interessati dall'evento. Sicuramente sarà un evento di grande importanza per la città di Lucca e speriamo soprattutto che la popolazione venga sulle nostre strade a vedere queste ragazzine che saranno impegnate sul percorso del campionato italiano. Un percorso particolare che si svolge in parte in città, quindi grande impegno a livello organizzativo, ma dobbiamo dire che l'amministrazione comunale con i vigili urbani e chi ha detto la viabilità ha fatto veramente un grande supporto e sta facendo un grande lavoro. Sì, va reso merito naturalmente al Comune di Lucca, in primis all'ufficio traffico e ai vigili urbani, perché fin dall'inizio ci hanno supportato in questa scelta del percorso, un percorso che logisticamente è abbastanza difficile perché interesserà la circonvallazione di Lucca nella zona nord, quindi sia il Palazzetto dello Sport, la zona del Palazzetto dello Sport che Viale Carlo del Prete, per poi andare verso il ponte di Monte San Quirico, che è un punto nevralgico appunto per la viabilità locale. Poi la zona del percorso chiamato il Giro dei Borelli è una zona che, nonostante siamo a 2 chilometri dalle mura di Lucca, siamo in aperta campagna e lì veramente sarà un punto dove sia il pubblico sia le ragazze si divertiranno, perché gli darà modo di poter affrontare il percorso in completa sicurezza e su una strada ottimale. Gabriele Matteucci, presidente del GS Capannori, siamo ormai vicini
al 6 di luglio, appuntamento credo che ormai ti stia impegnando giorno e notte, ma credo anche che tutti i tasselli si stanno mettendo a posto. Sì, io credo che sia tutto pronto per questa bellissima manifestazione. Ripeto che per noi è un onore poter vestire la maglia tricolore a chi vincerà questa bellissima gara. E io vorrei fare un ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, al nostro main sponsor MD e a tutte le persone che stanno lavorando a questo italiano, perché comunque siamo un centinaio di persone che lavoreranno sia per la chiusura delle strade, sia per lo smontaggio e il montaggio di tutto quello che è lo spettacolo di questi campionati italiani, da chi si sta occupando di tutto il marketing, di tutta questa comunicazione di questi campionati italiani e chi invece si sta occupando di tutta la parte logistica. Quindi io credo che abbiamo messo in piedi una grande organizzazione e credo che siamo pronti, nonostante la nostra giovane età, a portare i campionati italiani a Lucca. Visto che abbiamo detto ormai siete una società giovane, però si è costituito un gruppo veramente importante, no? A questo punto io vado avanti, cioè i campionati italiani sono un bellissimo appuntamento, ma bisogna che questo gruppo cerchiamo anche di portarlo avanti in futuro. Sì, sicuramente questo gruppo si è creato un gruppo fantastico, ognuno con diciamo, i propri ruoli e ciò aiuta molto perché permette a tutti di far bene quello in cui è più specializzato. Quindi io credo che è un gruppo di lavoro che poi lo porteremo avanti nel tempo, sia a livello organizzativo ma anche a livello di attività giovanili. Il prossimo anno amplieremo la squadra femminile, abbiamo quest'anno ampliato con 2 giovani ragazze, Nicole Frugoli e Anna Agnini, la parte giovanile dei giovanissimi. Quindi ecco, stiamo creando un gruppo di persone giovani che ha tantissima voglia di fare e che secondo me è ben collaudata. Quindi io credo che nel tempo riusciremo a realizzare tantissime manifestazioni e credo che riusciremo anche a portare avanti alla grande anche tutto l'aspetto giovanile. Ora una domanda a Gabriele Mattevucci, sportivo e attento, ma ricordiamo tra le atlete partenti esordienti primo anno una ragazzina del GS Capannori che perlomeno sulla carta è una delle grandi favorite. A questo punto con che animo vivrai questo campionato italiano donne esordienti primo anno? Sicuramente con tanta ansia, perché non solo che spero che vada tutto bene a livello organizzativo, ma secondo me abbiamo 2 bimbe, Sara Colzi e Sveva Bertolucci, che potranno dire la sua per questa maglia tricolore. Sicuramente io credo che saremo lì a lottare, questo è inutile nascondersi dietro a un dito, quindi io credo che saremo sicuramente lì a lottare, ma da lì a vestire la maglia tricolore ne passa di strada, quindi sicuramente ci faremo trovare pronti e speriamo di essere perlomeno fra i protagonisti.